Diverse le iniziative per la festa delle donne al liceo classico Empedocle, la presenza della giornalista Rai Carmela Sorella, al Libero Consorzio un incontro in tema con gli studenti e inaugurazioni di 2 mostre. 7 ordinanze cautelari nei confronti di indagati in provincia di Agrigento effettuati dai carabinieri. A Caltanissetta 8 persone fermate per spaccio di crack e cocaina in città. Sit-in stamani davanti alla prefettura di Agrigento dei lavoratori dell'Enel preoccupati per il loro futuro e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato il bando per l'affidamento dello Stadio Esseneto per 5 anni più 2, insoddisfatto il patron dell'Agragas Deni, nota negativa anche del capogruppo e consigliere comunale della DC Pasquale Spataro. Al via domani il 21° Festival del Folklore I Bambini del Mondo, il gruppo del Costa Rica visiterà il reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Inizia il viaggio sentimentale domani in Contrada Caos. Un premio alla campionessa Giusy Parolino donato dalla città di Siracusa. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Al liceo classico Empedocle la giornata dell'8 marzo ha visto la presenza della giornalista Rai inviata di guerra Carmela Sorella, che ha presentato il suo ultimo romanzo intitolato Vera e gli schiavi del terzo millennio. Incontrando gli studenti del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, diretta da Marica Gatto. Per l'occasione erano presenti anche il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, che ha relazionato sul tema, e il questore Tommaso Palumbo. Noi abbiamo seguito l'evento. Festa 8 marzo con Carmela Sorella, la presenza anche del questore e del procuratore. Ecco, quale messaggio si lancia oggi dal liceo Empedocle in occasione di questa giornata della donna? Sì, si lancia sicuramente un messaggio importante che va al di là della festa in senso stretto, quindi della ricorrenza che può essere consumistica, melenza o sterile. Qua si sta riflettendo, grazie a questa presenza della nostra cronista, inviata di guerra, giornalista, autrice di romanzi, saggista, Carmela Sorella, come ha detto bene lei, sulla figura della donna in senso generale, ciò che le donne possono fare, ciò che le donne vogliono fare e quello che meritano di fare nella nostra società. Quindi con questo esempio di una donna che ha realizzato tutti i suoi obiettivi e tutti i suoi sogni, imponendosi anche in un mondo prettamente al maschile come può essere quello dei cronisti inviati di guerra, ecco, sta dando un esempio a tutte le nostre studentesse ma anche ai nostri studenti, perché per crescere in questa mentalità è necessario che collaborino sia l'elemento maschile che l'elemento femminile. Quindi è chiaro che, come ha detto bene il procuratore ma anche il questore, si guarda la persona senza identificarla in un genere femminile o maschile, ma semplicemente riconoscendole i talenti, l'intelligenza, l'impegno, la motivazione e le competenze. Ecco, parlare ancora di maschile e femminile credo che sia ormai veramente desueto. Quindi il liceo classico e musicale ancora una volta cerca di far riflettere su questi temi proprio per dare il contributo culturale che è necessario per una società anche migliore e che si migliori chiaramente. Lo scopo di licei come questo è quello di far comprendere quelle che sono i retaggi culturali, di porli in discussione, di abituarli a pensare. Credo, anche se non l'ho ancora sostanzialmente iniziato a leggere, che il libro della dottoressa La Sorella che oggi ascolteremo sia un libro che non è la narrazione soltanto di una storia, ma che sia un libro che voglia far pensare. Questo almeno mi sembra di avere colto già dalle prime pagine che ho esaminato ieri. E ricordatevi che, tornando alle domande che mi hanno fatto i vostri colleghi studenti poc'anzi, far pensare è lo scopo finale di qualsiasi attività nel campo dell'informazione. Noi siamo utenti dell'informazione non per ricevere solo un indottrinamento, ma per mettere in funzione i nostri neuroni e fare delle scelte che siano consapevoli e libere. Ecco perché l'importanza dell'informazione e del dibattito su qualunque tema, anche su quello che oggi trattiamo, della festa della donna, e se ne tira dietro altri, quelli della violenza di genere, della
perdita di chance sui posti di lavoro, della discriminazione salariale, dell'immagine della donna nel mondo dell'informazione come semplicemente donna patinata, dove se sei bella hai una chance e se non lo sei non sei nessuno. Tutti questi temi su cui dobbiamo riflettere finiscono col contare sul valore che ciascuno di noi dà alla persona dell'altro, alla persona non di sesso maschile o di sesso femminile, ma alla persona. E questo liceo vorrebbe insegnarti quello che è il ragionamento, la capacità di discernere e il rispetto per qualsiasi persona. Bisogna studiare. E il nostro mestiere, quello del giornalista, è un mestiere che richiede tanto studio. Oggi più di ieri. Sapete perché? Perché è cambiato il mondo e continua a cambiare. Vedete, io oggi sono qui in una scuola, mi dà sempre così un'emozione essere in una scuola, perché ho dei bellissimi ricordi scolastici. Ero una gran rompiscatole ed ero anche un po' allergica alle regole. Buoni con sta forza. Ed ero un po' allergica alle regole, perché fa parte della giovinezza, fa parte, se volete, no? Di un percorso, un po' alla volta impariamo le cose. Per esempio, una cosa importante è aspettare. C'è una scrittrice milanese molto in gamba, adesso mi sfugge il nome, andatelo a cercare. Uno dei suoi ultimi libri è Santa Pazienza, che parla proprio della pazienza delle donne. Che vuol dire avere pazienza? Vuol dire mettersi in una posizione di ascolto, in una posizione di attenzione, in una posizione di cura, che è qualcosa di fondamentale. In questo le donne sono uniche, straordinarie. Al di là dell'imparare, è naturale prendersi cura. E quando ci si prende cura di qualcosa, quella cosa cresce bene. 8 marzo anche al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un incontro e 2 mostre per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Il servizio. Antonetta Testone, qui un'iniziativa per l'8 marzo organizzata dal Libero Consorzio, alla presenza di tanti studenti del mondo agrigentino. Questa è un'iniziativa che è stata organizzata ed è stata voluta dal commissario straordinario, il dottore Bologna, che ha un'attenzione particolare verso noi donne. Io sono la dirigente del settore delle pari opportunità e quindi ritengo che queste giornate non devono passare inosservati, perché se si vuole portare avanti veramente una parità di genere e promuoverla bisogna partire dalle nuove generazioni affinché i pregiudizi culturali vengono eliminati, perché poi sono questi che purtroppo ancora oggi prevalgono e fanno sì che poi si verificano delle situazioni di grande dramma. Abbiamo voluto oggi guardare alla pace, al ruolo della donna, che oggi ha un ruolo diverso rispetto alle precedenti, guerre che purtroppo oggi viviamo, anche se fortunatamente indirettamente, però la donna manca sempre nei tavoli dove viene decisa la guerra e viene decisa anche la pace. C'è anche una mostra, abbiamo visto il taglio del nastro. Sì, le mostre sono 2, sono la mostra che è fatta dall'autrice che è qui, e che oggi abbiamo avuto il privilegio di coinvolgere, e poi c'è anche una mostra fotografica che vede delle fotografie scattate dal romano, che sostanzialmente fermano l'immagine della donna in un momento particolare, che sia il lavoro, che sia la spensieratezza, che sia nei diversi ruoli. E ritengo che entrambe le mostre sono particolarmente significative perché danno una visione della donna in quelli che sono poi i ruoli che hanno rivestito nel corso del tempo, specialmente per quanto riguarda la mostra pittorica. Ilena Enrico, presente a questa iniziativa della provincia sull'8 marzo? Sì, sono stata invitata dalla dottoressa Testoni e dal dottor Luigi Mulla a presentare questa mostra che già Luigi conosceva,
perché quando c'è stata l'inaugurazione anni fa al Circolo Empedocleo è stato uno dei relatori. Quindi credendo nella bontà del progetto, oggi come giornata della donna, visto che rappresentiamo la donna in diverse sfaccettature, anche se la modella è unica, perché è la giornalista Maria Giuseppina Terrasi, crediamo di aver fatto un ottimo lavoro. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento danno esecuzione a un'ordinanza cautelare nei confronti di 7 indagati per associazione a delinquere di tipo mafioso e altro a Burgio, Luccasicola, Mazzarino e a Marina di Gerosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Il servizio. All'alba di oggi i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Caltanissetta, di Reggio Calabria e dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, del nucleo dei carabinieri cinofili di Nicolosi e del nucleo elicotteri di Palermo, squadre operative supporto, Reggimento Carabinieri Sicilia, in Burgio, provincia di Agrigento, Luccasicola, Villafranca Sicola, Mazzarino e Marina di Gerosa Ionica in provincia di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a un provvedimento di ordinanza cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 indagati, dei quali 4 saranno ristretti in carcere, 2 domiciliari e 1 obbligo di dimora, gravemente indiziati a vario titolo di far parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e in particolare del mandamento mafioso di Luccasicola e Ribera. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni personali e locali nei confronti di ulteriori soggetti indagati nel medesimo procedimento penale. L'attività investigativa diretta dalla DDA di Palermo è condotta dal Nucleo Investigazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento con l'ausilio di attività tecniche nel periodo compreso tra l'aprile del 2021 e luglio del 2023, trae origine dalle indagini avviate successivamente all'omicidio di Corvo Vincenzo avvenuto nel mese di aprile 2020 e per il quale ancora non sono stati individuati gli esecutori materiali. La suddetta attività ha consentito di evidenziare la piena operatività dell'associazione, documentando numerose riunioni finalizzate ad acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il controllo di varie attività economiche, appalti, servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi intervenendo sulle amministrazioni locali. In particolare, nel corso delle riunioni, Imbornone Salvatore, di anni 64 e residente a Luccasicola, è ritenuto essere il reggente del mandamento mafioso di Luccasicola e di Ribera, impartiva agli altri indagati direttive per realizzare l'acquisizione, la gestione e il controllo di varie attività economiche e di appalti pubblici, il rafforzamento del prestigio e delle capacità criminali della Cosca attraverso il consolidamento dei rapporti con esponenti di altre province mafiose di rilievo di Cosa Nostra di Palermo, a intervenire per la risoluzione di una controversia che interessava Giovanni De Relitto, di anni 74, residente a Burgio, ritenuto di essere capo della locale famiglia mafiosa. Per quanto riguarda il controllo sulle dinamiche imprenditoriali relative agli appalti pubblici, è stata documentata l'ingerenza della consorteria mafiosa in merito al completamento della rete fognaria di Ribera affidata a una ditta di Favara con il coinvolgimento di Francesco Caramazza, di anni 51, residente proprio a Favara, ritenuto essere un esponente della locale famiglia mafiosa. Sono state inoltre documentate ingerenze in merito ai lavori di manutenzione della strada provinciale 32, lavori urgenti sulla strada di collegamento Obive Imperatore Ponte Pedano e lungo la stradale 47 nei territori di Villafranca Sicola, Ribera e Burgio. Oltre ai citati Imbornone, misura cautelare in carcere, De Relitto, misura cautelare agli arresti domiciliari, e Caramazza, misura cautelare in carcere, le misure cautelari sono state eseguite nei confronti di Antonio Perricone, di anni 53, residente a Villafranca Sicola, di Alberto Provenzano, di anni 59, residente a Burgio, di Giuseppe Maurello, di anni 54, residente a Luccasicola, per il quale il GIP riqualificava i fatti che lo vedono coinvolto in concorso esterno in associazione mafiosa, a Gabriele Mirabella, di anni 38, residente a Luccasicola, quest'ultimo indagato per favoreggiamento, misura cautelare d'obbligo di dimora nel comune di residenza. Nei comuni di Ciò
indagati vige sempre il principio della presunzione di non colpevolezza fino all'emissione di condanna definitiva a seguito di giudizio successivo. Traffico di droga a Caltanissetta, 8 gli arresti effettuati, l'organizzazione gestiva lo spaccio di crack e cocaina in città. La corrispondenza. 7 uomini e una donna sono stati arrestati dalla squadra mobile a Caltanissetta in quanto gravemente indiziati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere che aveva come fine il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini sono iniziate nel 2022. Si sarebbero occupati di rifornire di droga, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana, decine di acquirenti, molti dei quali ancora minorenni. La sostanza oggetto della vendita era consegnata a domicilio dell'acquirente o ceduta presso l'abitazione degli indagati. In particolare la cocaina sarebbe stata ceduta pronta per essere consumata come crack cotta, ovvero per essere sniffata cruda. Molto spesso infatti la richiesta di consegna di stupefacente sarebbe stata formulata dagli acquirenti tramite la semplice indicazione dello stato della sostanza, crudo o cotta, per far intendere la tipologia di droga da confezionare. Grazie all'attività di indagine, gli investigatori hanno individuato il presunto canale di rifornimento di cocaina presso il capoluogo siciliano. Grazie alla collaborazione della squadra mobile di Palermo e Savona è stato possibile individuare 2 degli indagati nei loro territori. Il piccolo di 5 anni lasciato morire di stenti per purificarlo con l'assicurazione data al padre che non c'era nulla di cui preoccuparsi poiché sarebbe risorto dopo essersi liberato da Satana. A dirlo alla trasmissione Ore 14 di Rai 2 è stata Roberta Bruzzone, la nota criminologa che fa parte del team della difesa di Giovanni Barreca in carcere, sospettato di aver sterminato la sua famiglia insieme ad una coppia, ossia Massimo Carandente e Sabrina Fina, ritenuti proprio da Barreca gli ideatori della strage nella villetta di Altavilla Milice. L'atroce morte del piccolo Emanuel Barreca, 5 anni, insieme a quella della mamma Antonella Salamone e del fratello Kevin di anni 16, secondo la criminologa sarebbe da imputare proprio a questo. Bruzzone è stata chiamata a far parte della squadra difensiva per una consulenza psichiatrica di parte nei confronti di Barreca, accusato degli omicidi compiuti proprio nella sua casa. Abbiamo ripercorso la vicenda in maniera dettagliata e tutta una serie di aspetti di fondamentale importanza per collocare tutti i vari soggetti nei vari ruoli, dice la Bruzzone. Abbiamo ripercorso tutto quello che è successo in quella settimana e nei giorni precedenti. Il racconto di Barreca è stato coerente e fortemente caratterizzato da problematiche importanti a livello psichiatrico gravissime in cui sono subentrati come detonatori gli altri 2 indagati. Tornerò a Palermo, dice ancora, per verificare altre informazioni che mi ha fornito Barreca. La difesa di Giovanni Barreca ha chiesto anche di entrare nella villetta di Altavilla Milice per fare un sopralluogo sulla scena del crimine, oltre a quello effettuato dalla RIS, che tornerà nella casa in cerca di dettagli, magari trascurati, che possano definire meglio alcuni punti oscuri sulla dinamica del massacro, una mossa fondamentale che nelle intenzioni dell'avvocato Giancarlo Barracato è servita ad anticipare e respingere le accuse di Massimo Carandente e Sabrina Fina, ritenuti gli ispiratori della strage e i quali sostengono di essere andati via prima invece che esplodesse la violenza, addossando così all'imbianchino di 54 anni tutte le colpe. Nella casa dell'orrore la criminologa vuole esaminare anche quelle scritte sui muri tracciate nei giorni prima della strage. Sono fondamentali, dice, per ricostruire alcuni passaggi dei delitti. Le scritte sono fondamentali per capire una problematica psichiatrica che probabilmente non riguardava solo Barreca. Sit-in stamani davanti alla prefettura di Agrigento dei lavoratori del gruppo Enel che oggi incrociano le braccia in tutta Italia per denunciare la direzione che sta prendendo l'azienda, che non è una rivendicazione salariale ma un atto di responsabilità di fronte al depauperamento del servizio elettrico nazionale. Noi abbiamo seguito l'evento.
Un Enel che prima era un colosso dell'energia, oggi viene smembrato in più pezzi in favore del libero mercato? Esattamente, e non solo viene smembrato, ma alza di più il livello di possibili infortuni, di possibili incidenti dei lavoratori, abbassando la qualità del servizio, abbassando la qualità di tutto ciò che devono andare a fare i lavoratori. Hanno toccato proprio la dignità di ogni lavoratore, con quest'ultima manovra da parte dell'amministratore delegato, dove ancora tende di più a scernere, a tagliare costi in funzione dei lavoratori stessi. La manifestazione di oggi non è come le solite manifestazioni per rivendicazione salariale, ma è una manifestazione da parte di tutto il gruppo Enel e oggi siamo in tutte le prefetture d'Italia per esprimere un disagio da parte di tutti i lavoratori per un cambiamento di strategia da parte del gruppo Enel. Mentre prima l'Enel è sempre stata all'avanguardia per quanto riguarda la gestione del sistema elettrico nazionale ed eravamo uno dei player mondiali ai primi posti, dietro al Giappone. Nel tempo si è persa questo primato e quindi adesso con l'ultimo cambio di management, di governance che si è realizzato all'interno dell'Enel, c'è stato un cambio che sta portando il gruppo a perdere quelli che erano i primati che aveva sia in Italia che nel mondo. La cosa che ci preoccupa principalmente è che c'è un attacco nei confronti di quello che era l'Enel, che doveva gestire la transizione energetica, il Green Deal, e arrivare al 2030, al 2050, gestendo la transizione energetica in Italia ed essendo la guida. Noi con il cambio di governance abbiamo avuto un passo indietro. Adesso il piano industriale che è stato presentato nell'ultimo periodo, 2 mesi fa, ci ha fatto capire che non ci sono idee chiare su quello che deve essere la missione di Enel in Italia e di come deve essere gestito il settore elettrico. Questo porterà a delle ripercussioni nella gestione e nel servizio che verrà dato ai cittadini italiani. Quindi noi oggi qua siamo non solo per i lavoratori, perché una delle cose che sta mettendo in atto questo gruppo dirigente è l'esternalizzazione delle attività. Questo porterà chiaramente a quello che abbiamo visto ed è accaduto anche in altri settori, ad una diminuzione della sicurezza e quindi a un degrado del servizio che viene dato ai cittadini. Altra cosa che è importante tenere presente è il fatto che questa esternalizzazione creerà uno spezzettamento della dimensione delle aziende. È una cosa che bisogna tenere presente, che l'Enel nasce come servizio pubblico essenziale e noi qua nel nostro territorio ci dobbiamo ricordare che alla fine degli anni 90 si è effettuata l'elettrificazione rurale e ha permesso di portare l'elettricità in tutte le case, anche nei posti più sperduti. Questa è la funzione e la missione di Enel e del servizio elettrico nazionale. Quindi quello che noi adesso stiamo manifestando e vogliamo portare a conoscenza di tutti i cittadini e della popolazione italiana è che si sta perdendo una delle migliori aziende che abbiamo in Italia e che è il leader nel mondo. Con questo tipo di azione sicuramente noi non potremo più garantire il servizio che viene garantito adesso ai cittadini italiani e un'altra cosa ben più pesante è che la sicurezza mentre l'Enel prima era una delle aziende leader nel campo della sicurezza, adesso si sta perdendo anche questo tipo di primato e noi siamo preoccupati, quindi se non c'è un'inversione di tendenza noi continueremo nella nostra battaglia, ma questo chiaramente deve essere un intervento da parte del governo e del Parlamento, a cui già abbiamo inviato le nostre richieste e qualche gruppo parlamentare già ci ha ascoltato. Vedremo ora successivamente che cosa accadrà da parte della governance aziendale e da parte del governo. Salvatore Castelli, centrale Enel di Porto Empedocle, rappresentante sindacale ed responsabile per la sicurezza dei lavoratori. Ecco, molti si chiedono che fine farà la centrale. Si sta lavorando, almeno dalla parte sindacale, ad un dialogo con l'azienda, cosa che al momento non sta accadendo. L'azienda si è trincerata dietro un silenzio e un'arroganza che non hanno precedente. Noi siamo qui per manifestare e chiedere di sederci al tavolo con le organizzazioni sindacali e discutere su una soluzione praticabile. Il comune di Agrigento ha pubblicato l'avviso di gara a evidenza pubblica per affidare la gestione dello Stadio Seneto per 5 anni, con opzione di rinnovo per altri 2. Le istanze di partecipazione al bando sono attese entro il prossimo lunedì 8 aprile. La gara di appalto sarà espletata giovedì 11 aprile secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto tra qualità e prezzo, il canone annuo di concessione
è stabilito in 18.000 euro. Sono ammesse a partecipare le federazioni, le associazioni, la società e gli enti che perseguono finalità sociali nell'ambito dello sport. Alla soddisfazione del sindaco Miccichè e dell'assessore al ramo Gerlando Piparo registriamo invece il parere negativo del patron dell'Agragas, Giuseppe Deni, che lo abbiamo intervistato telefonicamente. Giuseppe Deni, patron dell'Agragas, il Comune ha pubblicato il bando a evidenza pubblica per affidare la gestione dello Stadio Esseneto per 5 anni con opzione di rinnovo per altri 2. Il suo punto di vista e se lei, non so, parteciperà stando a quello che è previsto nel bando? Ma diciamo che io sono passato dalla contentezza per la pubblicazione del bando ad una delusione tremenda avendolo letto. Il bando ha 3 criticità che sono fondamentali. Significa che vero è che l'amministrazione mi può autorizzare a fare eventi extracalcistici, no? Anche eventi commerciali, però io ogni volta devo chiedere l'autorizzazione all'amministrazione comunale. Significa come se io mi affittassi una casa e quando devo organizzare una festa di compleanno devo chiedere l'autorizzazione al proprietario, cioè è indecorosa una cosa del genere. La seconda criticità è che questo bando non prevede che eventuali migliorie a spese della società non ne vengono estese negli anni di concessione, anche se il regolamento comunale sugli impianti sportivi prevede che si possono allungare i termini quando si fanno interventi fino a 15 anni e questo il bando non lo prevede. Per cui voi capite che non so se mi spiego. E poi il fatto che questo bando prevede che la società si deve occupare pure della straordinaria amministrazione, significa che se cade la tribuna coperta o un muro qualsiasi del Seneto tocca a me il rifacimento e mi pare che qua abbiamo toccato completamente il fondo. Ecco, per cui se l'amministrazione comunale non rivede questo bando, noi non siamo interessati a partecipare. Quindi si deduce che non parteciperete, insomma, allora. No, così com'è il bando è un castigo di Dio, assolutamente no, non siamo interessati. Insomma, una delusione rispetto alla contentezza iniziale. Ma scusatemi, io c'ho per ora, a me lo stadio mi serve per gli eventi calcisti e paga l'acqua la paga il comune, l'elettricità la paga il comune. In quel caso che cosa cambia? Che si trasferisce il pagamento delle utenze dal comune alla società, cioè, ma che bando è? Ma che bando è? Il canone ammonta, il canone, c'è scritto qui nel comunicato, ammonta a 18.000 euro l'anno? Sì, ma dico, quello non è il problema di 18.000 euro, è tutto il contesto che è veramente vergognoso. Scusi, io non posso accettare che in un bando che mi autorizza a fare eventi extrasportivi io venga limitato perché ogni volta devo chiedere l'autorizzazione e se c'è un sindaco che io non mi va di votare, mi segue, questo sindaco non mi autorizza a fare niente, per cui qual è il vantaggio che la società ha di questo bando? Anzi, è un peggioramento, mentre prima noi non pagavamo le utenze, con questo bando ci dovremmo accollare pure l'utenza, è un castigo di Dio. Sul bando per l'affidamento dello Stadio Esseneto interviene il capogruppo della DC al comune di Agrigento Pasquale Spataro, che afferma è pieno di orrori e con il rischio che nell'anno di Agrigento, capitale della cultura, scompaia il calcio che conta in città. Si tratta di un bando arcaico, lontano dalle esigenze della società, che fanno sport, che mette laccio e lacciolo a chi vuole investire denari nella struttura. Si pensi anche alla durata dell'affidamento, è chiaro che 5 anni non costituiscono un tempo utile per ammortizzare un investimento ingente, dal ripristino e manutenzione del manto erboso all'adeguamento
della struttura per poter ospitare eventi a livello nazionale, insomma interventi che permettono di attrarre investimenti. Tra l'altro, continua Spataro, si tratta di una durata che contrasta con tutti gli altri affidamenti eseguiti da parte del Comune, che hanno previsto una durata di 9 anni. Il consigliere comunale Spataro conclude pertanto chiedendo al sindaco dia mandato agli uffici di ritirare in autotutela il bando affinché in tempi rapidi venga riscritto e permetta a chi veramente vuole investire sulla struttura di farlo, eliminando burocrazia, quella che non va bene alla nostra città. Linea alla regia per lo spot pubblicitario. Il segretario generale della CGIL Landini è stato ieri nel Catanese con 2 appuntamenti significativi, il primo sulla ristrutturazione di un'ex scuola di formazione sindacale e poi una visita alla Geotrans di Catania, un'azienda confiscata alla mafia e gestita e rilanciata da una cooperativa di lavoratori. Sentiamo lo stesso Landini. Oggi noi siamo qui alla Geotrans. I ragazzi e le ragazze siciliani hanno presentato un manifesto, La nostra vita conta, la nostra terra conta. 14 associazioni sono riunite tutte insieme sotto il Forum Giovani Siciliani e insieme alla CGIL Sicilia hanno presentato e presentano oggi alla presenza di Maurizio Landini, si confrontano presentando un progetto per il loro futuro, per essere protagonisti del loro presente e del loro futuro. La loro voce conta, ascoltiamoli, noi ci stiamo, grazie. Per questo bisogna mettere al centro il lavoro e la loro libertà e per non andarsene ci vuole un lavoro non precario, bisogna ascoltarli i giovani e farli diventare protagonisti del futuro. Per questo noi vogliamo cancellare quelle leggi sbagliate che in questi anni sono state fatte e siamo pronti su questo versante anche ad aprire una stagione anche referendaria. Siamo pronti a usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, con la contrattazione, con i contratti nazionali, con la contrattazione, con i contenziosi giuridici, ma anche per cambiare leggi, visto che non lo stanno facendo, anche cambiando leggi usando lo strumento referendario, perché per quello che ci riguarda la libertà e il lavoro che dà libertà debbono tornare ad essere al centro di qualsiasi politica di sviluppo e di crescita. Non è più accettabile quello che anche voi dicevate, cioè che ogni anno abbiamo 120.000 giovani, generalmente giovani del mezzogiorno, giovani che hanno studiato, che sono laureati diplomati, che se ne vanno dal nostro paese. Questa è una follia. Non affrontare questo nodo e andare alla radice del problema. Siamo in un'azienda confiscata dalla criminalità organizzata, quanto pesa perché la criminalità organizzata ha aumentato il suo peso, vediamo le infiltrazioni hanno aumentato, che in un paese che adesso ha miliardi da investire, non sono soldi quello che ci riguarda. C'è una battaglia da fare, noi tra l'altro come CGIL abbiamo proprio deciso che nel mese di aprile, verso la fine del mese di aprile, organizzeremo una grande assemblea e stiamo pensando proprio di venire qui in Sicilia a realizzarlo per rilanciare con forza la lotta alle mafie come un tema centrale e per questo noi vogliamo agire per cancellare anche il subappalto e il sistema globale, perché quei sistemi, tutti i settori sono quei sistemi che stanno favorendo la vita organizzata anche a controllare pezzi interi dell'economia reale. E questa deve essere una battaglia politica e sindacale senza quartiere, compreso il sistema delle imprese, perché credo che sia interesse anche di chi vuole fare seriamente l'imprenditore togliere dal mercato queste possibilità di infiltrazione e queste regole che giocano al ribasso contro la democrazia. La Sicilia è anche terra di caporalato. Sì, il caporalato non è un elemento che riguarda solo lavoro in agricoltura, come abbiamo visto. Le morti del cantiere di Firenze dimostrano addirittura che tra i morti c'erano dei ragazzi migranti clandestini che lavoravano in nero. Quindi questo tema è un tema che purtroppo in questi anni si è esteso. Quando dico che bisogna cancellare tutta una legislazione valorosa che negli ultimi 20 anni si è affermata, significa questo. E affermare la lotta contro il caporalato, oltre ad applicare le leggi, vuol dire anche chiedere allo stesso sistema di imprese di assumere questo elemento come una battaglia generale. Per questo penso che la lotta contro l'evasione fiscale, smetterle con i condoni e cancellare queste leggi
diventa un elemento anche di politica nazionale del governo che oggi non sta facendo. Il 21° Festival internazionale del folklore I Bambini del Mondo, che apre il 76° Mandorle in Fiore di Agrigento, inizia con un bel gesto di amore e solidarietà. Il gruppo del Costa Rica, infatti, prima dell'inizio ufficiale del 21° Festival internazionale del folklore I Bambini del Mondo, andrà in visita domani mattina alle ore 10:30 ai piccoli degenti ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E si terrà domani sabato un nuovo appuntamento con il viaggio sentimentale, il caos, dalla casa natale di Luigi Pirandello verso la Rozza Pietra, organizzato dal Parco Letterario. Abbiamo sentito in merito Dino Barone, responsabile e organizzatore dell'evento. Un importante appuntamento alla casa natale Pirandello per sabato prossimo. Di cosa si tratta, ingegnere Barone? Sì, sabato mattina alle 11:30 continuano le iniziative di promozione del Parco Letterario e della sua attività, che si incentra in particolare sui viaggi sentimentali. Infatti, un gruppo di noti professionisti di Marsala ha scelto di partecipare a questo viaggio sentimentale, il caos, che parte dalla casa natale e arriva fino alla Rozza Pietra, naturalmente animato da 3 attori e musicisti, e che porterà questa ventina di persone insieme a esponenti come per esempio il segretario generale del comune, che la dottoressa Floresta non conosce ancora questo prodotto del Parco Letterario e nemmeno lo conosce il grande amico nostro presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, il quale ha accettato subito, e stamattina ancora il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento e tanti altri che stanno aderendo, profittando in senso positivo naturalmente dell'iniziativa. Non potevamo non invitare anche il signor Sindaco e altri che conoscono il Parco Letterario, ma questa manifestazione particolare del viaggio sentimentale, che è una forma di turismo culturale per un verso, ma sensitivo e sensoriale, come si dice, che diciamo allieterà queste persone sicuramente nell'animo e nella cultura e nella mentalità, ed è uno dei punti cardine sicuramente che abbiamo avuto in tutto questo ventennio di vita del Parco Letterario, e potrà sicuramente essere anche un punto di riferimento del prossimo anno 2025 Agrigento Capitale. Stefano Accorsi veste i panni dell'Orlando Furioso al Politeama di Palermo. La corrispondenza. Il teatro, la musica, l'arte, insomma, credo che sia una dimensione bellissima della cultura. Anzi, la cultura, diciamo, di intrattenimento, perché così nasceva l'Orlando Furioso, è quella che a me piace tantissimo, insomma, cioè quella che regala emozioni, regala anche sorrisi, perché l'ironia dell'Ariosto ormai è proverbiale. Mettere in scena a Palermo questa nuova versione con le musiche composte da Dana, una compositrice araba, siamo nel luogo in cui si incontravano le culture, le due grandi culture mondiali. Questo testo parla esattamente di questo. Io penso che sia un bellissimo battesimo. Credo che farò qualche pranzo e qualche cena, però saremo molto sul palcoscenico perché abbiamo tanto da provare, nel senso che quando c'è un'orchestra, a parte l'importanza dell'orchestra, ma 60 elementi d'orchestra con dei movimenti e dei momenti da coordinare, con delle cose che saranno sicuramente da aggiustare, perché poi uno spettacolo dal vivo uno lo può programmare finché vuole, ma è proprio nel momento delle prove e delle repliche che tu capisci veramente quali sono le cose da mettere a punto, quindi richiederà molto tempo sicuramente. Quando sono nelle città mi piace tantissimo camminare, spesso dopo la replica notturna serale costringevo tutta la compagnia a fare lunghissime camminate, ma no, costringevo perché si cena tardi, quindi mi piaceva camminare, ci facevamo scoprire le città di notte, quando appunto sono quei momenti di grande privilegio in cui
non lo so, ci si lamenta sempre del traffico delle città e di notte non c'è mai nessuno, e quindi uno può veramente apprezzare, magari non entrare nei grandi monumenti, nei grandi luoghi pubblici, però anche apprezzarli così, la loro maestosità. Mi piace perdermi nelle città. Antonello da Messina credo che farà un salto a vedere quello sempre. Un premio al merito è stato assegnato dal comune di Siracusa all'atleta agrigentina Giusy Parolino. Ce ne parla Margherita Trupiano. L'amministrazione comunale e le società sportive siracusane si sono ritrovate presso l'Urban Center di Siracusa per celebrare la festa dello sport siracusano. Tra gli atleti premiati al merito sportivo anche la giavellottista Giusy Parolino, atleta della SD Milone Siracusa, che ha ricevuto il premio al merito sportivo per l'impegno e i successi agonistici e per avere conquistato il 21 settembre 2023 la medaglia di bronzo nel lancio del giavellotto ai campionati europei. In una sala gremita hanno ricevuto il riconoscimento tantissimi atleti. Quando in una città si celebra lo sport a tutti i livelli, si celebra bellezza, benessere e cultura, ha dichiarato Giusy Parolino, che qualche settimana fa ha conquistato il suo 16° titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto. Un plauso, continua la Parolino, va all'assessore Giuseppe Gibilisco, che si conferma un grande campione sia in pedana che nella vita, e al sindaco di Siracusa Francesco Italia. E questo è tutto per TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.